ripeto, i giocatori che conosco non è solo quelli che ho nominato, sono anche altri nella lista, quindi che conosco per averli incontrati, per aver avuto modo di apprezzare magari le loro qualità. E quindi da questo punto di vista tutti i nomi che io già ho letto mi metto a sorridere perché non c'è nulla vero, quindi per me, anzi scrivete pure quello che vi pare, tanto secondo me vengono via e poi vediamo, nel senso che c'è la volontà anche di premiare il lavoro svolto nel settore giovanile, la lista, no, noi ce la giochiamo sicuramente e loro hanno di più secondo me, perché chiaramente sono, credo, motivatissimi, come è normale che sia, c'è la possibilità per loro di esordire, quindi da questo punto di vista sono curioso di vedere anche l'approccio che hanno. Per fare questo chiaramente sapendo che dobbiamo tenere, diciamo, una porta aperta per loro, bisogna trovare, ripeto, quello che ho detto loro non è perché noi non abbiamo magari un obiettivo adesso da inseguire, l'obiettivo è quello di lavorare già per il prossimo anno, quindi io in questo paese soprattutto valuto le capacità di motivazione intrinseche, mentali che i giocatori hanno. Ci sono delle valutazioni, generalmente noi sappiamo già cosa vogliamo fare, abbiamo già detto anche l'altra volta, vogliamo perseguire dei nomi, è chiaro che poi ci saranno delle valutazioni che riguardano magari certi ruoli, ad esempio di Micali, che è un portiere secondo me giovane, che ha voglia, che ha ambizioni, e se dimostra qualsiasi giocatore che abbiamo pensato, i giocatori li sanno solo Papa Resta e due direttori sportivi, quindi se vedo che compaiono dei giocatori che ho messo vuol dire che non è che siamo in tanti. Ma di Cesare era un obiettivo, come giustamente detto, a gennaio, è chiaro che rientra in quei 3-4 nomi, non è che io poi dico oltre, quello ci sarà, ma per l'allenatore ragiona molto semplicemente, va e incontra tutte le squadre con l'intenzione di essere estremamente leali nei giochi. Io non amo correre dietro agli obiettivi degli altri, noi corriamo per i nostri e in questo momento quelli che ti ho detto sono quelli che più mi prendono, valutare a livello caratteriale tutti i giocatori a disposizione e quindi sapere chi effettivamente può rientrare a un certo tipo di progetto. Da questo punto di vista è chiaro che loro, indipendentemente dal Bari, quindi da noi, sono già nei playoff. Noi abbiamo festeggiato il Campi, gli altri non festeggiano di statistiche. Negli ultimi 10 anni insomma, un 90% ha detto che la terza squadra classificata è quella che sale, se non altro per il vantaggio statistico di 2 risultati su 3. Poi può succedere anche come nell'anno della Sampdoria che è una squadra talmente forte e avvengono determinate situazioni per cui stanno conoscendo e quindi non sapevano cosa aspettarsi, quindi poi ha iniziato a giocare, quando uno inizia a giocare è difficile che abbia dei numeri, ha iniziato a giocare adesso, quindi chiaramente Boateng è un giocatore, un investimento come abbiamo detto all'inizio della società e sono quei tipi di giocatori che alle società fanno patrimonio perché poi si dimostrano di essere competitivi e bravi, possono avere un futuro sia per la società che per altri libri e quindi da questo punto di vista questo è un modus operandi che è intelligente. Se sappiamo e puntiamo su giocatori che non hanno magari un passato, non è che possiamo aspettarci qualcosa, lo dobbiamo scoprire. Se puntiamo su dei giocatori, sì, ma io potrei anche dirti quello che penso, ma in realtà vale poco. Quello che conta secondo me è come siamo noi. Io so benissimo chi sono e so benissimo che valori e principi ho. Mi dispiace perché secondo me poi alla fine tutto questo toglie credibilità oppure aiuta a insinuare sempre il dubbio anche quando le cose sono pulite ma non vanno come si pensa. Obiettivamente se lo spaccato sociale dal punto di vista sportivo è di questa valenza, sì, però in Italia i giovani sono visti come una categoria a parte, io non faccio distinzione tra uno che ha 20 anni e uno che ha 31 o 35, se è bravo è bravo. È chiaro che la capacità di una società e il futuro di una società sta soprattutto anche nel perseguire obiettivi di questi giocatori che possono ricostituire magari o un'ossatura per il futuro o un patrimonio per poter vendere. Io non è che faccio distinzioni tra Quanto vorresti cominciare domani il prossimo campionato?
percentuale? 100%. Sto vivendo quello che devo vivere. Ma la squadra l'avremo in base a quello che avremo, come ci siamo sempre detti di avere. È chiaro che vogliamo fare le cose fatte per bene, con logica, e ci sono alcune cose per le quali tra le valutazioni che stiamo facendo con la società, perché richieste sembrerebbe che comando io, in realtà comanda il Bari, comanda il gruppo di lavoro e soprattutto comanda cosa vogliamo fare. Da questo punto di vista c'è un progetto ben preciso, quindi non è che mi piaccia indicarlo piuttosto che un altro. Dico il giorno di ritorno il fatto che secondo me si sia compreso che se non si diventa gruppo diventa difficile raggiungere qualsiasi tipo di situazione. Noi in parte secondo me lo siamo diventati tardi. Per essere secondo me competitivi bisogna fare ancora tanto altro lavoro. Poi in realtà c'è poi solo da lavorare, infatti per quello che non